Aumenta il divario tra il nord e il sud d'Italia, è quanto denunciato dalla CGIL di Agrigento. Perché il finanziamento e il progetto del nuovo parcheggio fanno riferimento a via Empedocle, mentre l'area di cantiere risulta ubicata in via Nenni, e quanto chiesto da Legambiente Agrigento, avallata dal portavoce dell'area progressista agrigentina Dispensa. Controllo del territorio da parte dei carabinieri di Agrigento, setacciato il centro storico per lo spaccio di droga. Primo incontro ieri del nuovo polo scolastico Gallo Leonardo Sciascia, intervista alla dirigente scolastica Pisano. Con il primo torneo di burraco sotto le stelle iniziano le manifestazioni in onore a San Calogero a Porto Empedocle. Dopo la settimana pirandelliana, il Teatro dell'Efebo accoglierà domani lo spettacolo Quasi Papa dell'agrigentino Andrea Cirino con l'attore Franco Oppini. Nicoletta Verna con I Giorni del Vetro vince la 35esima edizione del premio Racalmare a Grotte. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 2 settembre, martedì. La CGIL di Agrigento interviene oggi sul divario tra il nord e il sud, sui giovani, le donne nel mercato del lavoro. Il nostro servizio. La CGIL di Agrigento interviene oggi sul divario tra il nord e il sud, sui giovani, le donne nel mercato del lavoro. Gli ultimi dati ISTAT, continua la CGIL, evidenziano una situazione occupazionale profondamente differenziata tra nord e sud Italia, con il Mezzogiorno che resta costantemente arretrato, in particolare per le giovani donne. Disoccupazione, occupazione, divario netto, tasso di disoccupazione nazionale a luglio del 2025, 6% in calo rispetto al 6,2% di giugno. Tuttavia il divario territoriale è marcato. Nel nord il tasso di disoccupazione si attesta intorno al 4,6%, mentre nel Mezzogiorno raggiunge il 14%, quasi 3 volte tanto. Il tasso di occupazione nel nord supera il 69% rispetto ai soli 48% nel sud. Disoccupazione femminile è una frattura culturale e territoriale. Storicamente il divario di genere è centrato nel sud. In Sicilia, ad esempio, solo il 15,8% delle donne è occupata contro il 53,8% di Bolzano, un gap superiore ai 38 punti percentuali. Il fenomeno dei NEET, un problema soprattutto meridionale a livello nazionale. Nel 2023 il fenomeno coinvolge il 16,1% dei giovani tra i 15 e i 29 anni, ma nel Mezzogiorno si raggiungono valori ben più alti, fino ad arrivare al 33%, con punti eccezionali del 46,3% nella provincia di Caltanissetta, regioni come la Sicilia al 25,7%, la Calabria al 26,2%, la Campania al 24,9% hanno dei tassi NEET più elevati d'Italia. Il sud resta pertanto bloccato, giovani e donne del Mezzogiorno pagano il prezzo più alto per questa frattura strutturale. Questi dati sono ancora più gravi e acuiscono la condizione di giovani e donne nelle aree più periferiche come la provincia di Agrigento e più gravi nelle aree interne di quella provincia. Per tali ragioni il segretario generale della CGIL Buscemi ritiene che sia necessario un intervento del governo e delle istituzioni locali per interventi mirati sul Mezzogiorno, piani nazionali e regionali di formazione e lavoro destinati a giovani e donne del sud, misura di rafforzamento del welfare territoriale per contrastare la marginalizzazione socio-economica. Il divario tra nord e sud non è un dettaglio statistico, ma una linea di frattura reale e crescente. Giovani e donne nelle regioni meridionali si trovano al centro di una crisi occupazionale ed economica che chiede risposte concrete e strutturali. La CGIL, per bocca di Alfonso Buscemi, Caterina Sparacino e Maria Concetta Barba, da tempo lancia queste richieste per un'Italia più giusta, coesa e inclusiva. E Daniele Gucciardo di Legambiente Agrigento interviene oggi chiedendo perché il finanziamento e il progetto
fanno riferimento a via Empedocle, progetto per la realizzazione del nuovo parcheggio in via Empedocle, mentre l'area di cantiere risulta ubicata in via Pietro Nenni. Si tratta di un aspetto di rilevante importanza, afferma Daniele Gucciardo. Se infatti il progetto riguarda il tratto di via Empedocle compreso tra piazza Ravanusella e il Belvedere Cucchiara, Porta dei Saccaioli, l'intervento risulterebbe conforme al piano regolatore generale che prevede in quell'area un parcheggio a raso dove esiste già sul cosiddetto raddoppio della via Empedocle. Diversamente, qualora erroneamente si intendesse riferirsi al tratto di via Pietro Nenni che si innesta su via Empedocle, il progetto non risulterebbe conforme né al PRG né al piano urbano della mobilità sostenibile, approvato dal Consiglio Comunale con la delibera 18 e 19 del 2017. Alla luce di quanto esposto, afferma Daniele Gucciardo, si invita i consiglieri comunali a presentare un'interrogazione consiliare volta a chiedere all'amministrazione comunale di fare chiarezza in merito. E sempre sul costituendo parcheggio di via Nenni interviene Onofrio Dispenza, portavoce dell'area progressista, affermando ancora una volta: sindaco e giunta si muovono tra imperdonabili silenzi che offendono gli agrigentini e furbi equivoci, provando a bypassare trasparenza e regole. In ultimo è quel che provano a fare con l'equivoco tra via Empedocle e via Pietro Nenni a proposito di un parcheggio multipiano, come denunciato da Lega Ambiente. Nuccio Dispenza continua affermando come mai nell'ultimo miglio di un'esperienza rovinosa l'amministrazione procede con la bussola dettata da interessi che nulla hanno a che fare con quelli della città, conclude il portavoce dell'area progressista, e la città, se ne ricorderà, non resteranno politicamente impuniti. Controlli dei carabinieri, sanzionato il gestore di un bar per vendita di alcolici a minori e segnalato un giovane per detenzione di cocaina. I carabinieri della sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento, nell'ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, hanno effettuato mirate verifiche presso i luoghi di aggregazione giovanile e pubblici esercizi. Nel corso delle attività è stato accertato anche che un addetto alla vendita presso un bar sito a San Leone aveva somministrato bevande alcoliche ai minori di 18 anni. Il responsabile, un 45enne agrigentino, è stato sanzionato amministrativamente con una multa di 1.000 euro che vieta la somministrazione di alcolici ai minorenni. Nell'ambito del medesimo servizio, sempre a San Leone, i militari hanno proceduto al controllo di un giovane di 19 anni residente a Licata, trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente una sostanza stupefacente del tipo cocaina. La droga è stata sottoposta a sequestro amministrativo e il giovane è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. L'attività rientra nell'ambito del piano di intensificazione dei servizi di prevenzione e sicurezza pubblica disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, con particolare attenzione alle condotte che possono mettere a rischio la salute e l'incolumità dei più giovani. I carabinieri della stazione di Agrigento nella mattinata di domenica hanno effettuato un vasto controllo nel centro storico della città dei Templi per contrastare lo spaccio di stupefacenti, commercio abusivo e l'immigrazione clandestina. L'intervento è durato diverse ore e ha coinvolto le aree più sensibili del centro storico, da Porta di Ponte alla via Atenea, da via Pirandello fino al quartiere di piazza Ravanusella. Nella zona a valle del salotto cittadino, soprattutto immigrati che si dedicano a smerciare hashish, marijuana, cocaina e crack, giorno e notte. I controlli hanno permesso di identificare decine di persone, raccogliendo anche informazioni preziose che verranno utilizzate per future attività investigative. I carabinieri nella zona di Porta di Ponte hanno anche sgombrato diversi venditori ambulanti non autorizzati, principalmente extracomunitari, che avevano esposto la loro merce sui marciapiedi. E in pieno giorno nel quartiere di Monserrato ignoti ladri sono riusciti a intrufolarsi nell'appartamento di un pensionato di 70 anni, a portare via soldi e oggetti d'oro per un valore di circa 10.000 euro. I malviventi, con ogni probabilità,
conoscevano le abitudini del proprietario e dei suoi familiari, hanno atteso che uscissero di casa per entrare in azione. Una volta dentro hanno rovistato dappertutto, mettendo a soqquadro l'appartamento. A fare l'amara scoperta è stato proprio il pensionato. Una volta rientrato a casa, all'uomo non è rimasto altro che denunciare il furto ai carabinieri. Le indagini sono condotte dai militari della stazione di Villaseta. A 21 anni dal sequestro di nostra figlia il dolore non si affievolisce, anzi ogni anno che passa si acuisce sempre di più. La sensazione di ingiustizia per chi ha causato sofferenza mentre noi ne portiamo il peso è straziante. È difficile accettare che il male possa rimanere impunito mentre le conseguenze ci perseguitano. Stiamo pagando sulla nostra pelle gli insuccessi degli altri, un ergastolo del dolore a vita. Evviva la giustizia! Sono queste le parole postate su Facebook da Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, la bambina di Mazzara del Vallo scomparsa il 1° settembre del 2004 e sulla cui scomparsa non si è mai riusciti ad avere una verità. Le indagini hanno battuto diverse piste, soprattutto in ambito familiare. Tra le indagate, la sorellastra Jessica Pulizzi, la madre Anna Corona, l'allora fidanzato di Jessica Gaspare Galeb, ma le prove non hanno retto in tribunale. Jessica è stata assolta in tutti i gradi di giudizio, Anna Corona archiviata e per Galeb la prescrizione ha interrotto le accuse. Poi nel 2021 la procura di Marsala ha riaperto il fascicolo, ma nello stesso anno il GIP ha nuovamente disposto l'archiviazione. 21 anni dopo, Piera Maggio continua a combattere per tenere vivo il ricordo della figlia e per ottenere giustizia, e lo fa con parole a volte anche molto forti. Questo caso è una delle vergogne italiane. La nostra Denise è diventata figlia di tutta Italia. Siamo convinti che prima o poi i colpevoli pagheranno per il male procurato, sia una pena terrena che divina. I minori scomparsi vanno cercati, non dimenticati. Il caso di Denise Pipitone è rimasto una delle storie più dolorose della cronaca italiana, un alone di mistero che ha appassionato e crudelmente avviluppato l'opinione pubblica. Nonostante i tanti anni e le numerose piste, la verità non è ancora emersa, ma i genitori non si arrendono. La ricerca continua, alimentata da speranza, amore e indignazione. Ci manchi in ogni risata, in ogni canzone, in ogni angolo della nostra vita. Il tuo ricordo è un faro nella notte e ancora ci manchi in ogni cosa che facciamo. Ogni giorno pensiamo a te, desiderando di poterti riabbracciare e colmare questa mancanza che ci opprime. I tuoi genitori, mamma Piera e papà Pietro. Ripresi massicciamente gli sbarchi a Lampedusa, è stata un'altra notte difficile, quella appena trascorsa nell'isola. In poche ore complessivamente sono approdate 450 persone di nazionalità del Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Sudan, Somalia, Pakistan e Siria. Alcune imbarcazioni sono state soccorse dalla motovedetta alla Capitaneria di Porto. Con una carretta del mare è giunto anche un cadavere. Si tratta di un giovane bengalese deceduto durante la traversata per avere inalato i vapori fuoriusciti dalle taniche di benzina. Gli stessi migranti hanno riferito di una persona caduta in mare prima dell'arrivo dei soccorsi e al momento dispersa all'hotspot incontrata in Briacola. Questa mattina erano presenti circa 700 immigrati, 74 dei quali con la nave saranno trasferiti a Porto Empedocle. Inizia il nuovo anno scolastico per la nuova istituzione, Istituto Gallo Leonardo Sciascia. La dirigente scolastica Giovanni Pisano ha incontrato i docenti e i collaboratori scolastici. L'intervista alla dirigente scolastica Pisano. Nasce oggi una nuova istituzione scolastica, il Gallo con il Leonardo Sciascia. Oggi è il primo giorno del nuovo anno scolastico, come sempre c'è ansia, c'è trepidazione, c'è anche la voglia di rivedersi dopo l'estate, ma per noi dell'Istituto Gallo Sciascia questo giorno è particolarmente importante perché si avvia una nuova stagione per la nostra scuola che sicuramente rappresenta una sfida per la complessità dal punto di vista didattico, dal punto di vista funzionale, però nello stesso tempo è uno stimolo a far sì che questa nuova istituzione scolastica
possa veramente rappresentare per il territorio, per la città di Agrigento, un riferimento culturale, un riferimento importante per i giovani, per le associazioni, per gli enti, per tutti quelli che collaborano con la scuola. È il primo esempio di polo tecnico professionale della nostra città e della nostra provincia, e questo gli dà un grande carattere di modernità e di apertura in ossequio a quelle che sono le disposizioni ministeriali che negli ultimi tempi dedicano la massima attenzione a quella che è l'istruzione tecnica e professionale, perché è considerata proprio il volano per lo sviluppo di un territorio. Offriremo da quest'anno ai nostri giovani un ventaglio di opportunità formative notevoli che vanno dall'istruzione professionale con l'indirizzo enogastronomico ai diversi indirizzi del tecnico-tecnologico. Veramente un'offerta formativa varia, un'offerta formativa di qualità, perché questa istituzione scolastica che oggi comincia a muovere i primi passi è in realtà un'istituzione scolastica che poggia su un forte, su un importante corpo docente, sia dell'Istituto Gallo che ormai dirigo da 2 anni, sia dell'Istituto Sciascia, dove si lavora con passione, avendo come obiettivo la crescita e il benessere dei nostri ragazzi, e per aiutarli nella loro formazione non solo culturale ma anche umana. Quindi entusiasmo è la parola che sento di pronunciare oggi, sia da parte mia che da parte dei miei collaboratori, sia docenti che personale ATA. E ieri sera a Porto Empedocle si è svolto il primo torneo di burraco sotto le stelle, organizzato dall'associazione Ammiraglio Sciangula, che ha aperto le manifestazioni della festa di San Calogero. Noi abbiamo seguito l'evento. Oggi il primo torneo burraco sotto le stelle qui in piazzetta San Calogero a Porto Empedocle. Ecco, da cosa è venuta questa idea e perché questo evento? Allora, questo evento è legato intanto alle festività di San Calogero che partono proprio oggi, una settimana di festa a Porto Empedocle. Noi per la prima volta ci cimentiamo in questo gioco, perché a Porto Empedocle è nato da poco, da 3 mesi, presso la sede dell'Ammiraglio Sciangula, che è, diciamo, un circolo di empedoclini che fortemente l'abbiamo voluto, però ci stiamo cimentando. Questa è la prima esperienza, speriamo vada tutto bene. Quanti sono i partecipanti a questo evento? Sì, sono 64 giocatori, 3 arbitri, poi tutto il circondario, gli amici, i soci che ci hanno dato una mano per la riuscita di questo evento. Verranno date anche delle targhe, abbiamo visto. Sì, daremo delle targhe ai primi 3 al podio, ai primi 3 classificati. Primo, secondo e terzo. Un momento di aggregazione bello, no? Ma sicuramente è un momento di associazione e chiaramente anche è un gioco di passatempo dove per lo più uno ammazza quelle ore pomeridiane, magari per i pensionati, per i giovani. È un momento di aggregazione principalmente. Senti, c'è stata anche la collaborazione dei Tamburinara. Sì, ci hanno fatto questo omaggio, avevano il piacere anche loro di partecipare ed aprire le festività con il Tamburinara e il burraco. Sono eventi che continuerete nel futuro? Speriamo, cercheremo di farlo anche negli anni futuri. Oggi avete pensato di allietare questo bel momento qui in occasione della festività di San Calogero con i Tamburinara e un corteo di burraco? Assolutamente sì, questa è la settimana di San Calogero, per noi è molto importante, è anche motivo di convivialità, un motivo di
per permettere a tutte le persone di stare insieme e per festeggiare al meglio San Calogero. Dopo questa attività seguiranno durante questa settimana tante altre iniziative, tra cui vari spettacoli. Domani ci sarà per esempio anche una mostra fatta dai bambini, poi giornate del mercoledì, giovedì e venerdì invece saranno poi dedicate alla musica, fino a poi arrivare sabato e domenica con i festeggiamenti veri e propri ed entriamo nel vivo della festa. Ecco, questa piazzetta insieme alla chiesa riprende un po' riprende vita, insomma. Assolutamente sì, grazie ai portuali di San Calogero questa è diventata, diciamo, la nuova casa del simulacro, la nuova casa di San Calogero. Siamo molto contenti, cercheremo poi nel tempo con le dovute interlocuzioni con le amministrazioni di portare nuova luce a questa piazzetta in modo da renderla molto più presentabile rispetto adesso. Giusto per informazione, la festa quanto dura e quando finirà? Quali saranno i momenti clou, diciamo, della festa del Santo Nero? Allora, la festa comincia ufficialmente oggi con queste iniziative per poi proseguire fino alla giornata di domenica. Precisiamo solamente che la festa vera e propria, quindi con il passaggio del Santo lungo tutte le vie della città, sarà nella giornata di sabato e domenica, mentre venerdì ci sarà la processione, quindi un momento di preghiera che accompagnerà San Calogero dalla casa portuale fino alla chiesa madre. E si è svolto il premio Caos Pippo Montalbano al Teatro dell'Efebo di Agrigento. La intervista. Lorenzo Reina, il papà del Teatro Andromeda, stasera uno dei premiati qui al Teatro dell'Efebo per la conclusione della settimana pirandelliana. Teatro di pietra questo, un teatro in una cava, diciamo già questa è un'assonanza che lascia pensare. Sì, diciamo che la natura si esprime attraverso due momenti. Uno, quello in cui la natura, diciamo, è formatrice essa stessa di architetture che suscitano nell'uomo delle importanti emozioni. L'altro è quando l'uomo prende la materia della natura e la trasforma appunto in architettura, in scultura. E questa assonanza, diciamo, è fondamentale per capire che l'arte può, attraverso queste due vie, raggiungere l'emozione dell'uomo e quindi dare il massimo di se stessa. Lei si aspettava il grande successo della sua creatura, chiamiamolo così, e pensa che questo teatro, in questo anfiteatro naturale, possa in qualche modo essere qualcosa che corre sullo stesso binario dal punto di vista culturale, dell'attrattiva? Diciamo che io non mi aspettavo il successo del Teatro Andromeda. Io ho lavorato pensando che sarebbe stata una generazione, diciamo, dopo la mia, a capire che qualcuno aveva realizzato quel luogo, perché la nascita del teatro individua anche un'esperienza, diciamo, di luogo, una nascita di luogo. Credo che questo teatro invece, da cui sono state sottratte le pietre per la costruzione appunto dei templi, si identifica con un lavoro di indagine e di origine, per cui venire qua significa iniziare quel percorso storico che porta poi inevitabilmente a capire la bellezza artistica che i greci attraverso il loro pensiero hanno portato su queste terre. Devo ammettere una cosa, quando ho sentito il nome di Mario Incudine a conclusione della settimana pirandelliana ho fatto un balzo di gioia,
ma questo penso che lo fanno tutti perché ormai il nome di Marincudine è sinonimo non soltanto di cultura popolare, di musica popolare, ma anche di qualcosa che va bene al di là, conosciutissimo. Ma parliamo intanto di questi quadri di Lulà che porti stasera. La riproposizione l'hai già fatto sempre con Monio Vadia, e stasera porti qualche novità o bene o male il canovaccio è sempre lo stesso? Intanto sono felice di portare Liolà ad Agrigento perché voglio dire, è il suo luogo naturale, poi in un teatro così bello, in una manifestazione come la Settimana Pirandelliana ci sta benissimo e lo abbiamo dovuto ridurre, per cui non è lo spettacolo che abbiamo fatto in teatro, ma è una rivisitazione, una sorta di reading con movimenti e costumi, quadri appunto da Liolà, diciamo facciamo in modo che la storia sia leggibile e godibile, ma l'abbiamo dovuto un pochettino contrarre. Per me è una grande gioia perché Liolà è un personaggio intramontabile, è forse uno dei personaggi più belli di tutta la letteratura pirandelliana. Devo dire che farlo in questo posto per me ha un valore assoluto, quindi musica, le parole di Pirandello, questa è una commedia musicale, già Pirandello la scrive così, io l'ho rimaneggiata un po', l'ho diciamo, riempita delle mie musiche e devo dire che maneggiare le parole di Pirandello è emozionante, dirle qui e soprattutto all'interno del premio Pippo Montalbano, che è stato il Liolà, uno dei Liolà intramontabili per eccellenza, l'eterno Liolà lo chiamavano perché ha fatto con questo spettacolo anni e anni di rappresentazione, è una grande gioia. Quindi ho una compagnia di primo ordine, Monio Vadia che fa Zio Simone, Paride Benassai che fa questo personaggio inventato che ingloba in sé tutte le donne di questa opera, e poi abbiamo Lorenza Denaro, Federica Gurrieri, le ragazze del coro di Argante di Noto, Stefania Blandeburgo che fa Zia Croce, devo dire una compagnia bellissima, i miei musicisti, quindi non vedo l'ora di salire sul palco e farlo qui in questo contesto. L'ultima considerazione. La città di Pirandello per 18 anni è stata priva della settimana pirandelliana, ritorna dopo 18 anni assenza appunto grazie al contributo decisivo dell'ex provincia regionale. Che cosa si prova? Cioè tu non sei agrigentino, però sei siciliano doc, e cosa si prova a riportare anche da parte tua un contributo così importante per riavviare un percorso che si era così bruscamente interrotto? E questo è un classico, devo dire, perché in ogni posto se c'è il genius loci poi in qualche modo viene, non dico dimenticato, ma accantonato, e poi ci vuole tanto tempo per riportarlo. Penso, che ne so, a Rosa Balistreri a Licata, penso a Nino Savaresa a Enna, penso anche ad Andrea Camilleri a Porto Empedocle, quindi poi ci si riappropria di questi geni che hanno fatto grande questa terra. È necessario riproporre l'opera di questi grandi artisti, è fondamentale affinché le nuove generazioni comprendano il valore di chi ci ha preceduto. Noi siamo seduti sulle spalle dei giganti, ma questi giganti li dobbiamo fare conoscere, quindi non può non esistere la settimana pirandelliana ad Agrigento, patria di Pirandello, sarebbe una negazione, quindi che ben venga di nuovo questa riproposta e soprattutto questo interesse verso Pirandello. Presidente, serata conclusiva della settimana pirandelliana con uno spettacolo che si preannuncia ad altissimo livello, e anche questa è un'altra soddisfazione per questo vostro progetto di rilancio della settimana pirandelliana dopo 18 anni di assenza. Sì, è una grande soddisfazione per noi, è una grande soddisfazione per il territorio, per Agrigento. Siamo alla terza edizione della settimana pirandelliana, alla conclusione il teatro sembra pieno, e la cosa importante è che la gente lo accoglie veramente con grande fervore e con grande amore. Pirandello è stato un grande personaggio, è riconosciuto in tutto il mondo ed è giusto che noi lo valorizziamo per quello che merita. E poi dobbiamo sempre continuare a mettere a nudo le bellezze di Agrigento e della provincia, perché spesso noi siamo bravi come territorio a mettere sempre a nudo le cose negative e non le cose positive. Agrigento è una provincia bellissima, la provincia ha un paesaggio meraviglioso, un contesto meraviglioso, all'interno, nelle zone dell'interno abbiamo paesaggi che a volte sembrano anche dei paesaggi alpini, quindi andiamo dalla costa alla montagna, cosa che non hanno in altre parti d'Italia o forse anche in altre parti del mondo, e quindi io sono veramente contento della quasi chiusura ormai della stagione, perché ci avviamo alla chiusura della stagione con un grande risultato,
con tanti turisti che hanno partecipato all'attività culturale di questa città, soddisfatti e contenti, e quindi speriamo che ci sia anche un passaparola che possa portare in alto Agrigento e la sua provincia. È archiviato il successo della settimana pirandelliana. Il palco del Teatro dell'Efebo si prepara ad accogliere domani, mercoledì 3 settembre, alle ore 21, uno spettacolo di sicura attrazione, Quasi Papa, dell'agrigentino Andrea Cirino, per la regia di Valentina Ghetti. È una commedia che unisce risate, amore e riflessioni sul divino e l'umano attraverso la storia del protagonista, un giovane seminarista siciliano che dalla Sicilia si sposta a Roma per inseguire il sogno del sacerdozio, sfiorando il cuore della Chiesa. Tra gli attori Franco Pini, Eleonora Puglia, Marco Giustini, Riccardo Grazioni e Antonio Coppola. Linea da regia per la pubblicità. San Giovanni Gemini è il primato delle donne centenarie, il segreto della longevità tra i borghi dei Monti Sicani, testimonianze nell'ambito delle vie del cibo della lunga vita. Vorrei ritrarla quando inchina il viso, perché le baci la sua treccia bianca, o quando è inferma e stanca nasconde il suo dolore sotto un sorriso. Mangiamo sempre cose serie, genuine, la verdura, i pomodori, queste cose mangiamo noi, cose di campagna, cose semplici. San Giovanni Gemini sono le donne ad essere custodie, a tramandare quello che è questa fantomatica ricetta della lunga vita. Su circa 6 centenari presenti, 4 sono donne. Sicuramente ci sarà un segreto particolare che non possiamo ricondurre soltanto ad un fattore biologico del termine, sarebbe veramente riduttivo. Io ci rivedo anche un fatto culturale, lo rimando al fatto che queste donne sono sicuramente custodi silenziose di tipicità del prodotto, di stagionalità, di selezione anche di lavoro della terra. Infatti la donna sangiovannese ha avuto sempre un ruolo centrale in quella che è la custodia, la cura della famiglia, la cura della terra, la cura della tavola in sé per sé. Ha raccolto e coltivato i prodotti della terra. Ci sarebbero tantissime idee possibili, dalla creazione di orti condivisi, di quartieri, in cui potrebbero interagire plurigenerazionalmente sia bambini che adulti, coltivare la terra, provare a portare gente per un turismo relazionale diverso, fare conoscere le nostre tavole, le nostre preparazioni più semplici. Sicuramente comunque la gente sangiovannese non è longeva perché persegue longevità, ma perché vive bene, perché ha vissuto bene. Per fare un minestrone ci metterò la zucchina, ci può mettere un po' di accia, poi se erba ci può mettere ciamende, cardetta, c'è cicoria, carduna, c'è tante cose di poter mettere da aggiungere. Se tu le piglia e le taglia subito hanno un sapore, se tu stanno 2 giorni hanno un altro sapore, se stanno 8 giorni si perde un sapore. Nei nostri paesi se ne fanno di tante maniere, importantissimo, perché è una cosa fresca e sempre fresca. C'è tanta verdura qua, si possono fare tante cose, pasta con le tennerumi, con le melenzane, quelle di ora. L'importante è seguire i ritmi delle stagioni e poi si vedrà quello che ci capita. La longevità è legata anche alla dieta mediterranea. All'interno della nostra comunità si è sviluppata molto la ristorazione, infatti contiamo circa 3.000 coperti e quindi invito quanti vogliono venire a scoprire i nostri luoghi a venirci a visitare e a gustare del buon cibo. Noi stiamo investendo molto sul turismo perché ultimamente molti turisti vogliono visitare zone immerse nella natura dove si trova la serenità e si può mangiare del buon cibo. Naturalmente tramandato dalle nostre donne è l'arte della cucina semplice, dove escono fuori dei piatti speciali fatti da olio extravergine d'oliva, dagli ortaggi che vengono coltivati, dal buon formaggio, ricotta e prodotti insomma della nostra terra.
E Nicoletta Verna con I giorni di vetro, la vincitrice della 35esima edizione del premio letterario Racalmare Leonardo Sciascia, Città di Grotte. Noi abbiamo seguito l'evento. Nicoletta Verna con I giorni di vetro, Einaudi Editore, ha vinto la 35esima edizione del premio letterario Racalmare Leonardo Sciascia, Città di Grotte. A Emanuela Badessa con La suggeritrice, a Nadia Terranova con Quello che so di te, gli applausi del pubblico. A Silvana Laspina il premio alla carriera. L'evento è stato organizzato dal Comune di Grotte in collaborazione con l'Assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana e si è svolto lo scorso 30 agosto nella piazza Umberto I. La manifestazione ha visto un'ampia partecipazione di pubblico condotta da Carmelo Annone e Simone Cangelosi, intervallata da intermezzi musicali del maestro Fabrizio Chiarenza con il soprano Giusy Massimino. L'amministrazione comunale ha voluto dedicare l'apertura del premio Racalmare 2025 allo scrittore Andrea Camilleri nel suo 100° anniversario della nascita, una figura molto legata al premio Racalmare Sciascia, allorquando nel 20 gennaio del 2003 gli venne consegnato il premio per tutta la sua produzione letteraria. In merito è stata anche proiettata un'intervista rilasciata al giornalista Felice Cavallaro. Sì, questa è la 35esima edizione del premio Racalmare Leonardo Sciascia Città di Grotte. Con orgoglio ancora una volta siamo riusciti ad organizzare una bella manifestazione con un presidente, una giuria tecnica e soprattutto le 3 autrici finaliste di rilievo nazionale. Questo ci rende contenti e particolarmente felici ancora una volta per essere riusciti a realizzare una manifestazione così importante non solo nell'ambito provinciale ma io direi regionale e anche oltre. È un importante appuntamento culturale questo di Grotte che onora ovviamente un grande della cultura che Sciascia. Ma Sciascia ha scelto di essere il primo presidente di questo premio. Noi abbiamo avuto la fortuna all'inizio di avere a Grotte contemporaneamente letterati come Sciascia, Consolo, Bufalino, Camilleri e questo la dice lunga sull'importanza del premio e sulla qualità che ha sempre connotato la realizzazione di questo premio. Quindi cerchiamo nel nostro piccolo di proseguire questa tradizione così importante, questa tradizione così bella per il nostro paese che ci qualifica sotto l'aspetto culturale in maniera molto importante. Ecco, anche un premio speciale questa sera. Sì, questa sera ci sarà il premio speciale alla Silvana Laspina, un'autrice importante, un'autrice che ha scritto tanti libri nella sua vita, ma la premiamo questa sera per un libro in modo particolare. Poi abbiamo la presenza, dicevo prima, di 3 autrici importanti, Badessa, Verna e Terranova, che rappresentano 3 figure di rilievo nel panorama della scrittura nazionale. È un presidente, il professore Castelli dell'Università di Catania, che insieme alla giuria tecnica è riuscito a individuare dei libri molto belli, molto importanti. È stato difficile individuare i testi premiati? È stato difficile solo perché l'offerta di libri, di opere quest'anno era particolarmente ricca, quindi la selezione finale ha tenuto conto di una rosa molto ampia e devo dire c'erano tante opere di qualità, quindi ben venga la ricchezza, poi alla fine si deve arrivare comunque a una scelta e pensiamo insomma di aver individuato 3 opere molto Immagino che i testi selezionati saranno stati tanti. I testi selezionati, sì, siamo partiti da una rosa molto ampia, di una trentina di autori e di opere per arrivare poi alla terna finale. Di autrici, tutte autrici, e anche questo è un segnale molto interessante, no? Non tanto della novità, perché autrici nel panorama della letteratura italiana ce ne sono tante, però le novità secondo me vengono proprio soprattutto dalle scrittrici. Ecco, parliamo di questa esperienza e di questo appuntamento che la vede appunto finalista e le caratteristiche del suo testo, cosa racconta e potrebbe anche vincere. Allora, il mio romanzo è ambientato durante il fascismo in Romagna, è la storia incrociata di 2 donne i cui destini sono inizialmente separati ma poi via via per indizi sempre più evidenti andranno ad incrociarsi. È una storia di vittime della violenza, della guerra e però anche di rivalsa e di riscatto.
Sì, oggi è un bel momento per la nostra comunità di Grotte, è la 35esima edizione del premio letterario Racalmare Leonardo Ciace Città di Grotte. È un premio che la nostra comunità vive con orgoglio, un premio nella memoria di Leonardo Ciace, che è stato l'ideatore e il fondatore di questo premio. Siamo giunti alla 35esima edizione e rispettiamo lo spirito ciaciano del premio, quindi è un premio dove si instaura una circolarità tra la giuria popolare e la giuria tecnica, e quindi adesso oggi avremo l'ultimo momento importante, che è quello appunto della consegna del premio. Ecco, lei è una prescelta dei 3 premiati che concorreranno al titolo qui al premio Racalmare? Sì, con il romanzo La suggeritrice. Sono molto felice di essere qui perché sono interna con 2 colleghe che sono anche 2 amiche e 2 grandissime scrittrici. Potrebbe anche vincerlo il premio. Non penso che lo vincerò, ma sarebbe molto bello. Comunque sia, la cosa più importante è esserci. Ecco, a cosa si ispira il suo libro? Il mio libro è la storia, copre un lungo periodo, dagli anni 50 agli anni 80, è la storia di una lunga amicizia tra 2 donne. Una fa la pianista accompagnatrice e l'altra è una ballerina. Parla di arte, di musica e soprattutto di amicizia. Lei è una delle 3 finaliste del premio Racalmare. Con il suo libro cosa parla e a cosa si ispira? Quello che so di te, il mio 4º romanzo, racconta la storia di Venera, la mia bisnonna, che è stata internata in manicomio nel 1928, nel manicomio Lorenzo Mandalari di Messina, e racconta la connessione tra me e lei attraverso innanzitutto i sogni e poi la ricerca storica, la ricerca di archivio. Quindi ha vissuto in maniera diretta questa esperienza e l'ha messa su carta? Sì, mi sono occupata a partire da questa memoria. In realtà non ho mai conosciuto la mia bisnonna, della realtà manicomiale siciliana, e da un'indagine familiare è diventata un'indagine sociale. Cosa l'ha spinta a scrivere questa storia un po' autobiografica? Il desiderio di raccontare la storia delle donne nel Novecento e di raccontare anche gli aspetti più crudi. Silvana Laspina, lei oggi riceve un premio speciale qui a Grotte per la serata finale del premio Racalmare. Sì, forse per la tradizione che cerco di proseguire di questi grandi autori. Come donna riesco a continuare una tradizione, mi sono inserita nella tradizione siciliana. Con l'idea di scrivere un libro proprio su Sciascia, un libro giallo, insomma, un po' giallo. No, mi sembrava il caso, era uno strumento per poter raccontare di lui, il suo ambiente e le sue amicizie. E proprio, poiché sapevo tante cose di questi amici, quindi volevo raccontare quegli umori di quegli anni. Rosalina Marchetta qui a Grotte per il 35esimo premio Racalmare, un evento culturale importante sostenuto anche dalla Regione. Buonasera. Il premio Racalmare Leonardo Ciace non è soltanto un premio letterario, ma è un ponte vivo con lo scrittore, che ritengo il più bravo del Novecento. Ecco, voi sostenete fattivamente il premio letterario Città di Racalmare, un premio giunto alla 35esima edizione? Sì, abbiamo raccolto positivamente l'invito da parte dell'amministrazione e di chi ha organizzato questo premio, che come poc'anzi detto è giunto alla 33esima edizione e che regala sempre emozioni, non solo per il parterre, numerosissime persone che partecipano, ma anche per la qualità soprattutto degli scrittori. Per quanto riguarda Grotte, si dimostra essere la culla insieme a Racalmuto degna del nome di Ciace, specialmente in quest'anno che Agrigento celebra Agrigento capitale della cultura, e soprattutto nell'anno del centenario del più grande scrittore del Novecento, che è Andrea Camilleri, a cui il nostro Dipartimento dedicherà un ricco e fitto programma che inizieranno dal giorno 2 e così fino al 31 dicembre di quest'anno 2025. Buoni libro, soldi subito alle famiglie. Intesa tra la Regione Siciliana e l'Anci Sicilia, i colleghi di Trapani. Accordo tra Regione e Anci Sicilia per favorire l'erogazione tempestiva dei buoni libro destinati agli studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado.
I comuni, come richiesto dall'ANCI, potranno anticipare le somme alle famiglie a basso reddito che ne hanno già fatto richiesta e che ne hanno diritto, così da assicurare un avvio dell'anno scolastico senza disagi. Gli uffici, sottolinea l'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano, stanno ultimando le verifiche necessarie per trasferire agli enti locali le risorse nel più breve tempo possibile, circa 18 milioni di euro. Per andare incontro alle esigenze della famiglia, il governo Schifani ha avviato un confronto sinergico e produttivo con ANCI, in modo tale che i comuni possano erogare sin da subito i contributi a chi ne ha diritto, in attesa del perfezionamento dei trasferimenti. I sindaci, aggiunge il presidente dell'ANCI Sicilia Paolo Menta, sono in prima linea nei territori e conoscono bene e da vicino le specificità e bisogni dei propri concittadini. In vista del rientro in classe dei nostri studenti, previsto per il prossimo 15 settembre, riteniamo una scelta di buonsenso andare incontro alle esigenze delle famiglie siciliane. Nelle more degli adempimenti amministrativi da parte della Regione, chiediamo ai sindaci di erogare, ove ricorrano le condizioni finanziarie, le risorse ai nuclei familiari che ne hanno bisogno. Da parte nostra c'è il massimo impegno a sostenere le famiglie e in particolare quelle meno abbienti e garantire un sereno avvio dell'anno scolastico, conclude Menta. E il presidente della Ecogreen, Marcello Giavarini, alla luce del grande interesse verso la nuova Akragas, augura a tutta la dirigenza e ai tifosi di raggiungere le categorie cui l'Akragas merita e lo stadio sempre pieno di tifosi. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha le smart TV in streaming sul sito televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. I nostri servizi inoltre si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televide Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.